Contami che volta che sei morto Piero, come è stato? Che giorno era? Il 3? Che giorno dell'orto? Era il 23 novembre, di lunedì. Avevamo sempre lavorato in mezzogiorno, mezzo dopo quasi, e io anche a lavorare. E dopo siamo a casa, Cosa che lavoro stai facendo? lavare a bici, sul campo del Marinone, da lì a casa del Bianco. E dopo chiedi, lavoravamo, Era sole, piova? no, era abbastanza una bella giornata, non tanto, ma una giornata chiesa, novembre, così. Così dopo mi sono a casa mezzo dopo perché ero a casa Guido e io sono a casa, chiedo, tornavo in Rio, poi era dopo, lì veniva per qua, io andavo a parlare. E se mi sul capo e sono dentro 2 minuti. Ho fatto altro che aveva dire 3 parole, questa persona. Ma chi sei là? Era una persona che io lavoravo qui a Tresi, Un operaio? un operaio, qui a Tresi per posto, poi trovavo un posto. Vedete la ruspa e tutto? Aveva ruspa, la fermava in fondo e veniva qua. Aveva ruspa, scavatore era sul posto. E veniva qua a mandare per venire a cavare i socchi perché date qua aveva per fare il posto più largo. E mio padre ha detto che il posto più largo non può cavarlo perché se il posto su a Santo era sopra e io lo lascia come così. E quello detto sì, basta, non è tutto là. Però il giusto che sei lì? Però giusto c'è questo. Cioè cosa? Figa se Dio ti? Certo, e avete dato il posto e avete eseguito. E così, e ti doveva stare là perché mi doveva stare a pare e mi lascio come così. Se volevi a cavallo, cavo mica quando così, ora ti metto a dai mani. Poi caso che così, non ha di più penso, ma sono 3 parole, provando una intera, ma ce ne sta. Questi dei tre gestuali. E dopo, però non so se si è già rifatto 3-4 passi, che si mi intera subito. Ma siamo corso nella vita, Germania che diceva, sono cammino, sto per paura, ma ormai era per Dio. Come lo aspettare? Che ora è? Le 2:10.